In occasione della festa di San Martino, patrono dell'arma di fanteria, il gruppo reggimentale 120° Fornovo ha voluto organizzare una cerimonia presso il monumento dedicato a San Martino nell'area adiacente dell'ex distaccamento militare di Crauretto di Prepotto in provincia di Udine, che durante la guerra fredda ha ospitato i fanti del 52° Fanteria d'Arresto Alpi e del 120° d'Arresto Fornovo a presidio delle opere di difesa del confine orientale. Dopo la messa solenne celebrata nella piccola chiesetta, il momento finale con la deposizione di una corona d'alloro e la commemorazione dei soldati friulani e veneti caduti durante la Grande Guerra. Una giornata particolare per non dimenticare il ruolo svolto dalla fanteria d'arresto lungo il confine orientale durante la Guerra Fredda. Carlo Dorigo, presidente dell'associazione Amici del Fante di Cividale. Delle tradizioni e della volontà di ricordare, quindi la tradizione è legata alla fanteria, ma legata in questo caso anche a tutti i caduti della Grande Guerra, che oggi è avvenuta con la commemorazione nominativa di alcuni caduti e la consegna ai parenti della medaglia alla memoria. Senta, la location non è casuale? La location è particolare, siamo nel comune di Prepotto in località Crauretto, nelle vicinanze appunto della chiesetta di San Martino che ha dato nome a tutta questa zona. È presente in questo luogo un distaccamento militare che durante la guerra fredda ha ospitato i fanti del 52° Reggimento Fanteria d'Arresto Alpi e del 120° Battaglione Fanteria d'Arresto Fornovo che seguivano le varie opere di difesa qua lungo il confine. E nel 1976, a seguito del terremoto, è stato trasportato dalla chiesetta che era diroccata fino alle vicinanze della casermetta, appunto, il monumento a San Martino che oggi abbiamo appunto ricordato.